con un risultato come questo i veneti si aspettano operatività. 1 giugno 2015 Zaia fa il bis e stravince le regionali restando alla guida di Palazzo Balbi per un altro lustro. Un grazie ai veneti che 4 anni dopo si moltiplica perché rispetto a quel giorno il gradimento è, se possibile, aumentato ancora di più e non di poco. Chiedere per conferma all'istituto demoscopico Noto Sondaggi, al quale il Sole 24 Ore si è rivolto per stilare il Governance Poll 2019, la classifica di gradimento dei presidenti di regione. Che Zaia sia al primo posto non è una novità, ma impressiona quel più 11,9% con il quale si assesta al 62% totale, più 11% rispetto al 2015. Primissimo posto, un incremento che lo rende irraggiungibile rispetto al secondo, il collega del Carroccio Massimiliano Fedriga, alla guida del Friuli Venezia Giulia. Intanto questo risultato lo voglio condividere con la mia squadra, dall'altro penso che amministrare senza pensare ai sondaggi ci abbia aiutato perché a questo punto abbiamo anche fatto delle scelte magari controcorrente, ma le abbiamo fatte. La battaglia per l'autonomia su tutti, il fattore chiave per il grande consenso trasversale, ma non solo, secondo Zaia. La partita da Pedemontana, le Olimpiadi, Milano-Cortina, il tema dell'UNESCO del Prosecco, le riforme sanitarie e molto altro ancora. E poi c'è il dato politico, nei primi 3 posti 3 governatori della Lega, Zaia, Fedriga e Fontana, nei primi 5 posti governatori del centrodestra, contando i neoeletti Marsilio in Abruzzo e Solinas in Sardegna. Non era mai accaduto che il centrodestra facesse l'unplan tra i primi 5. Per trovare il centro-sinistra bisogna aspettare il 6° posto, con Bonaccini, Emilia-Romagna e Rossi, Toscana, al 7° posto. 9° posto invece per il governatore del Lazio e neo segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti, che però aumenta di quasi il 6% rispetto alla sua elezione ed è in crescita. 4° posto invece per un altro PD, quel Vincenzo De Luca, che proprio con Zaia ha battagliato dialetticamente sul tema autonomia. E noi siamo orgogliosi di essere veneti ed è giusto che i veneti siano rispettati, perché i veneti pagano le tasse, lavorano e mantengono l'Italia.